Il boato improvviso e il muro bianco che li travolge, Matteo scompare e gli amici vengono catapultati tra gli alberi. Pochi istanti e si consuma la tragedia sul picco del Kavring-Tinden in Norvegia, 1300 metri di altezza, meta ambita dagli sci alpinisti di tutto il mondo. Erano in 8, tutti da Vicenza, una comitiva di amici in ferie condotti da una guida alpina vicentina. 3 si sono salvati scegliendo di non partecipare all'escursione e restando in albergo. Gli altri 5 invece sono partiti, con loro il 35enne Matteo Cazzola. Quella che li ha travolti ieri pomeriggio è una delle 4 valanghe che si sono abbattute in poche ore nel nord della Norvegia, provocando altri 3 morti. Le autorità, riferiscono i media locali, avevano avvertito giovedì di un grande rischio di valanghe nella regione. Il dramma dei vicentini si è consumato al limitare di un bosco nel momento in cui i 5 stavano togliendo le pelli di foca per iniziare la discesa. Alcuni di loro avevano gli zaini con airbag che hanno consentito di rimanere in superficie nel momento in cui sono stati travolti. Altri hanno sbattuto contro gli alberi. 2 sono illesi, uno è ferito in modo lieve, un altro è in gravi condizioni, ricoverato all'ospedale di Tromsø dopo l'arrivo non semplice dei soccorsi nella zona della valanga a causa delle pessime condizioni meteo. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Per Matteo Cazzola invece non c'è stato nulla da fare. La conferma è arrivata dalla Farnesina dopo le informazioni ricevute dal portavoce della polizia locale, Morten Pettersen. Residente in città, avrebbe compiuto 36 anni ad agosto. Esperto di ambiente ed energia, amava profondamente la montagna e lo sport in generale. Nel capoluogo berico vivono anche i genitori dell'alpinista che sono stati avvisati della tragedia ieri sera e che ora stanno organizzando il viaggio drammatico per recarsi in Norvegia.